Ben ritrovati dalla redazione. Il corpo del 24enne triestino Matteo Babici, morto in una stanza di albergo del centro di Bangkok in circostanze non ancora chiare, è stato sottoposto ad autopsia. L'esame è stato eseguito in Thailandia e lo conferma il legale a cui si è appoggiata la famiglia del ragazzo, l'avvocato Gian Domenico I. L'esito però non è stato ancora reso noto. L'avvocato comunque intende chiedere un'ulteriore autopsia con la nomina di un proprio medico legale di parte. L'obiettivo è andare fino in fondo sulla drammatica vicenda, al momento senza alcuna certezza. Incidente a Gorizia in via Brigata Re. Ieri, poco prima delle 19, due motociclisti stavano viaggiando in direzione Gorizia. La cinquantenne ospitata sul sedile posteriore è caduta a terra, forse sbilanciata nel momento in cui chi era alla guida è passato sopra un tombino. Sospetti trauma toracico e cranico. È rimasta sempre cosciente, è stata trasportata all'ospedale di Cattinara a Trieste. I rilievi della Polizia di Stato ed è intervenuto personale della Croce Verde goriziana. Il collegamento aereo del Friuli Venezia Giulia su Londra diventa giornaliero. È la prima volta che accade nella storia dello scalo, una nuova stelletta per il management che ha rilanciato la società. Dalla prossima settimana sarà possibile decollare da Ronchi ogni giorno direzione Stansted, aeroporto centro del traffico delle maggiori compagnie europee low cost, a una settantina di chilometri di distanza dalla capitale. Sport, basket, la Pallacanestro Trieste espugna il Pala Carrara, dando un'ulteriore sostanza al suo ottimo campionato, 2 punti in continuità, con una splendida vittoria casalinga della scorsa settimana contro la Virtus Bologna, che rappresentano un altro passo importante nella scalata biancorossa verso i play-off. Senza Ross, tenuto ancora a riposo ma ormai in rampa di lancio per il rientro, la formazione di Christian si è mostrata matura, gestendo con autorità i 40 minuti e non concedendo mai alla sua avversaria la possibilità di entrare nel match. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio da poco nuvoloso a variabile, su pianura e costa possibile qualche locale rovescio. Soffierà vento da nord-nord-ovest, sostenuto a forti in montagne in quota, vento moderato da nord-est anche sul resto della regione, a tratti potrebbe essere anche sostenuto, specie sulle zone orientali. Temperature minime in pianura fra 5 e 8 gradi, sulla costa fra 8 e 11, le massime in pianura fra 17 e 19, sulla costa fra 15 e 17 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG. Meteo, ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.